Prima stazione, Gesù viene condannato a morte. Ecco l'uomo. Chi sei tu? Che cosa vuoi? Non rispondi nulla? Vuoi proprio morire? Non sai che ho il potere di rilasciarti o farti crocifiggere? Quale potere avresti se non ti fosse dato da chi sta sopra di te? Guarda il fuoco. Per questo chi mi ha messo nelle tue mani è reo, più gravemente di te. Sarà il popolo a decidere. Ecco il vostro re. A morte, a morte, crocifiggilo! Ma che male ha fatto costui? A morte! Crocifiggilo! Dovrei essere io a crocifiggere il vostro re? Non c'è altro re che Cesare! Io me ne lavo le mani del sangue di questo giusto. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Jesus Nazarenum Rex Iudeorum. Non scrivere che lui è il re dei giudei, ma che lui ha detto di essere il re dei giudei. Quel che ho scritto, ho scritto. Gesù caricato della croce inizia il cammino verso il monte Golgota, dove verrà crocifisso. Quella croce non è leggera, perché porta in sé il peso di tutti i peccati degli uomini, anche i nostri. Chiediamo al Signore sempre pietà dei nostri peccati, perché la croce di Cristo sia più leggera e anche noi possiamo portarla con dignità. Gesù incontra sua madre.
Quinta stazione, Simone di Cirene è costretto a portare la croce di Gesù. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Anche la Veronica è un'immagine di colui che segue Gesù. Se noi vogliamo essere davvero cristiani, dobbiamo portare nel nostro cuore, nella nostra vita, l'immagine di Cristo. Settima stazione, Gesù cade per la seconda volta. E noi confidiamo in questo amore che perdona e che salva, perché possiamo sempre ricostruire meglio la nostra vita. Ottava stazione, Gesù incontra le pie donne. Signori mio, su dolore troppo forti, su rivirando da morti, signori mio. Signori mio, condenata innocenti, o Gesù onnipotenti, signori mio. Signori Christus e sofferenti, voi specaude saggenti, signori mio. Signori mius esandent amor in cruci, su malivo distruggi, signori mio. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete piuttosto su di voi stesse e sui vostri figli, perché verranno i giorni in cui si dirà: fortunate le sterili, fortunate le donne che non hanno avuto bimbi, fortunati i seni che non hanno allattato. E allora si metteranno a dire alle montagne: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se trattano così il legno verde, che ne sarà di quello secco?
Nona stazione, Gesù cade la terza volta. Anche allo stremo, dopo aver percorso tutta la via, Gesù si rialza. Sa che deve salire su quella croce e riprende il cammino, l'ultimo tratto, il peggiore. La croce lo attende. Decima stazione, Gesù è spogliato delle vesti. A volte ci viene chiesto di spogliarci delle vesti, di toglierci le abitudini, le cose consuete, di sperimentare la novità. Non sempre noi siamo così capaci di lasciarci denudare dalla vita. A volte ci nascondiamo dietro vestiti che sono maschere, che ci impediscono di mostrare quello che siamo e impediscono agli altri di conoscerci davvero fino in fondo. Non stracciamola! Tiriamola sotto! Undicesima stazione, Gesù è crocifisso. Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Levate quella scritta! Non è lui il re dei Giudei! Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Se sei tu il Cristo, allora salva te stesso e noi. Nemmeno tu hai paura di Dio, dal momento che ti trovi nello stesso supplizio. Noi, giustamente, ci troviamo qui, subendo un trattamento degno delle nostre azioni. Ma lui
Lui non ha fatto nulla di male. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarei con me in paradiso. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Quando Gesù vide la madre e lì vicino il discepolo, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio, Poi rivolto a Giovanni: ecco tua madre. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona diede un forte grido. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E subito uno dei soldati, presa una spugna imbevuta d'aceto, l'avvicinò alle labbra di Gesù. Gesù disse: Tutto è compiuto. Chinato il capo, spirò. Quest'uomo era veramente il figlio di Dio. La morte, come tutte le cose degli uomini, hanno due dimensioni. Una dimensione che è uguale per tutti. Tutti moriamo, tutti. Nessuno è esentato da questo. Tutti dobbiamo morire e la morte appartiene a tutti. Ma poi c'è una dimensione che si differenzia. Ci sono persone che muoiono giovanissime, e che non vuol dire che non siano state persone importanti. Ci sono persone che vengono uccise dalla violenza del potere. Pensate al presidente Kennedy, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, e qui in Italia Aldo Moro, oppure i magistrati dei processi di mafia, Borsellino, il giudice Levatino. Ci sono anche quelli che scelgono di morire, quelli che si suicidano, ma lo fanno o perché sono pazzi, hanno perso l'equilibrio mentale, o perché sono disperati. Ma nessun uomo sceglie di morire lucidamente. Nessuno. Perché dentro di noi c'è l'istinto di vivere, non di morire. Valiamo poco, ma vogliamo vivere. Siamo inutili, ma vogliamo vivere. Ci sono i vecchietti che dicono Deus in desiscaresce del me.
però poi quando hanno un piccolo dolore si richiamano sul dottore. È così. Noi vogliamo vivere. Solo uno ha scelto di morire. Solo uno. Gesù. Perché deve morire? Perché è il suo compito, bravo, il suo compito. Il Padre gli ha dato questo ruolo, il ruolo di versare il suo sangue. Prima di Gesù gli uomini offrivano sacrifici, agnelli, vitelli, ma e dice la regola liturgica, devono essere perfetti, ma nessuna vittima di questa terra è perfetta, nessuna. Solo uno era perfetto, il figlio di Dio. Per questo deve morire. La sua morte è unica e per questo lui vince la morte. Noi oggi finiremo la Via Crucis con la deposizione e poi stanno deponendo, lo porteremo nella chiesa come segno della tomba, ma poi tra 2 giorni festeggeremo la Pasqua. Cristo è risorto. E allora l'augurio che vi faccio è che davvero questa festa di Pasqua sia una festa in cui, grazie a Dio perché muore per noi, sappiamo vedere la speranza che ci dona. 13ª stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ecco, Cristo ormai è morto, il suo corpo va verso la tomba, ma in realtà si prepara a risorgere, a scendere negli inferi, a strappare al diavolo le anime degli uomini e a salire al cielo dove il Padre lo attende e a dare a tutti noi la speranza di una vita migliore. Quattordicesima stazione, Gesù è